e di là è tutta pianura padana. Siamo sulle prealpi. Buongiorno, 38, fissa con sto 38. 48esimo giorno, spettacolo. 6:40, appena partito da casa di mio cugino. Ho approfittato che si svegliava presto per approfittare di questo bel freschetto mattutino. E oggi torniamo in Svizzera. Andiamo a dormire al campeggio dove ho dormito 3 notti fa. Ho già prenotato, già pagato, a posto. Devo solo arrivare lì dopo le 2. Perfetto. Così almeno relaxo il mignolo del piede destro perché fa malissimo. Sono in carne viva. Ho messo il cerottino, ma fa male comunque. È così. Bellissima. È stato figo essere ospite di mio cugino. Mi ha sfamato, mi ha dato da dormire, mi ha lavato, mi ha dato la bicicletta, spettacolo. Cioè, mi sono lavato da solo. Bello, ci volevano 2 giorni di relax per quella piccola, e poi mi sono fermato solo 2 giorni, non volevo disturbare troppo, perché fermarmi un giorno in più era anche troppo, quindi 2 erano perfetti. Ottimo, così ieri tutto il giorno, tutta la mattina, cioè tutto il giorno, sì, perché poi siamo andati alle 5 a fare un giro in bici, alle 6, 2 orette, e quindi non ho sforzato i piedi, perché il piede sinistro si è rimesso tutto a posto, fa un po' male il callo, ma è lì. E il destro è tutto vescicoso. Il tallone adesso non fa male, spero che sia passata la vescica, ma il mignolino batte. Dai, oggi tappa corta, 16 km, 17, e si torna in Svizzera. Infatti ho fatto scorta di cibo, come si vede lo zaino bello pieno, anche bello pesante, perché cazzo sto spendendo troppi soldi. Già oggi ho speso 40 per il campeggio, e sono tanti, 17 è il minimo che ho pagato, il doppio. Però dai, campeggio tranquillo, dormo in riva al lago, sarò l'occhio alle zanzare sto giro, però dai, ci sta. Poi domani sono da Mauro e quindi dai, non dovrei spendere tanti soldi in sti giorni, però cibo ne ho e quindi è tutto. E quindi mi appoggerò solo per i caffettini e le birre, che mi hanno detto che hanno un buon prezzo in Svizzera. E niente, siamo qua a Ronago, nell'ultimo spezzettino di Lombardia, cioè l'ultimo Lombardia che faccio, perché poi vado su verso Lugano, faccio Svizzera e poi sbuco fuori Domodossola, che dovrebbe essere in Piemonte, dovrebbe, non sono sicuro, controllerò. E via, poi sto fresh, more, ma quante ce n'è? Caso che non sono pronte. E così, Ronago, paese del mio cugino, una conchietta d'Italia e poi confini dappertutto svizzeri. E anche ieri per fare il giro mi ha fatto passare due dogane, che abbiamo fatto un po' di Svizzera verso Chiasso e poi siamo andati in giù. Proprio bello. Poi l'ago di Como da giù è una bomba, super ricco, super case dappertutto. Qua la parte sopra è più tranquilla, preferisco, meno ricconi, però un sacco di turisti perché c'è campeggio, c'è tutte zone campeggio. Bene, giorno 48, dai che siamo quasi a 50, e spero qua in un mese di portarmi ben avanti, perché mi sa che ce ne metto meno di 100 giorni. Vedremo come andrà l'avventura. Bene, si va per la giornata tranquilla. È un altro frontaliero che va in Svizzera. Siamo alla frontiera, stiamo per tornare in Svizzera ed è pieno di frontalieri che vanno a lavorare, di Vinars. Dogana, non c'è una macchina che viene in su, tutte che vanno in giù. Dogana, arriviamo in dogana. Ecco l'altra macchina che arriva. Dai che andiamo in Svizzera.
Andiamo in Svizzera. Tanto frontaliero, andiamo in Svizzera. Siamo in Svizzera, terra di nessuno questa. Prossima frontiera un po' più avanti. Mamma mia, pieno di frontalieri. Tutti che vanno in giù, in su. Nessuno che viene in giù. Mamma mia, frontalieri, altri qua, frontiera andata, via!